I primi a partire sono stati i giovani che hanno già raggiunto la meta del Popolo Verde per l'annuale appuntamento di Pontida. Già dall'alba di domani da tutta la Marca sono pronti a partire i pullman carichi dei militanti del Carroccio. Un incontro cruciale destinato a segnare in un modo o nell'altro le sorti di un governo provato da una sequenza di ganci durissima da incassare, dalla disfatta delle amministrative e dei referendum all'inchiesta sulla P4. Molti leghisti trevigiani, tra cui il vice sindaco Gentilini, non hanno nascosto di volere la testa del Cavaliere. In più di 1000 partiranno dalla Marca alla volta del comune bergamasco, luogo simbolo del movimento. Partiranno 10 corriere, una è già partita che è quella dei giovani e sono partiti stamattina, domani partiranno le altre 9, ma tanti raggiungeranno Pontida in macchina proprio per gli impegni che si hanno, quindi saremo veramente in tanti. Una parte della base leghista spinge per staccare la spina all'esecutivo guidato da Berlusconi, mai così in difficoltà, anche se in mattinata il Senatur, l'unico che probabilmente prenderà la parola dal palco, ha fatto sapere che alzerà l'asticella delle richieste ma non staccherà la spina al governo. Al suo fianco ci saranno comunque i big trevigiani del partito, il sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo e il presidente della giunta regionale Luca Zaia, che per il momento smorza il mal di pancia di chi vorrebbe porre fine alla legislatura e tornare alle urne. Bossi è il leader incontrastato, non si discute assolutamente e non è una frase di rito. E dico solo che Pontida, come ogni anno, è l'occasione per fare un bilancio lo si fa nei momenti positivi e anche nei momenti negativi. Abbiamo comunque un bilancio anche dell'attività governativa che i nostri ministri hanno fatto, che è sotto gli occhi di tutti. Sul piatto peseranno le richieste dei ministeri al nord, 4 quelli richiesti, tanto quanto le dichiarazioni dei vertici del Carroccio, Bossi e Maroni in primis, sulla necessità di interrompere le operazioni militari in Libia per evitare l'effetto boomerang degli sbarchi dei profughi. Chiediamo che i cittadini abbiano diritto